Allora, in questa sezione troviamo un allestimento apparentemente archeologico classico con due grandi vetrine ricche di reperti archeologici che vengono da due corredi funerari dalla necropoli di Posmonna. Cosa ci dicono questi reperti? Ci parlano di sepolture molto importanti, una di età preromana, quindi l'età dei Veneti antichi, circa 2500 anni fa, e una invece di età romana, dal secondo primo secolo a.C. e torniamo indietro comunque di migliaia di anni. Però nonostante questa distanza cronologica noi abbiamo fatto un salto, abbiamo collegato queste due vetrine a due temi, due obiettivi dell'Agenda 2030 molto attuali, molto discussi, che sono l'obiettivo 5, parità di genere, e l'obiettivo 10, ridurre le disuguaglianze. Questo perché da una parte nel corredo preromano di 2500 anni fa vediamo già i simboli, proprio le evidenze di personaggi molto importanti, molto ricchi, chiaramente diseguali dagli altri in termini di grande potenza e ricchezza. E questo è uno spunto di riflessione e di discussione molto interessante per spingere anche i bambini, i ragazzi delle scuole che frequentano questo nostro spazio nelle attività didattiche che abbiamo organizzato. Quindi è uno spunto di riflessione interessante e di attualizzazione anche del patrimonio archeologico. La stessa cosa si può dire con il corredo romano, che è un corredo quasi interamente al femminile. Questo non perché fossero solo donne in questo periodo, ma perché probabilmente i maschi della famiglia erano morti in battaglia, quindi sepolti altrove. Ma questo cosa ci dice? Ci parla di una società in cui la donna veniva rappresentata con tutti i suoi attributi e le sue caratteristiche, e ci permette di affrontare il tema della parità di genere, e da qui abbiamo voluto fare un passo anche oltre, parlare proprio delle questioni di genere, altro tema importantissimo e molto delicato che noi semplicemente affrontiamo in maniera molto, molto semplice, semplicemente definendo i termini delle questioni di genere.